Ricordati a Palermo Pio La Torre e Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 42 anni fa. Altri 106 funzionari assunti dalla Regione con lo scorrimento delle graduatorie. Gli specialisti dell'azienda Alcanta accolgono il laboratorio studenti del Nisseno. Giovane carabiniere morto nello scontro con un tir sull'autostrada A20. Calcio, i risultati del campionato di promozione. Acragas, il resoconto della stagione fatto da Giuseppe Deni e Carmelo Calleri. Buongiorno da TVA Notizie. Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 42 anni fa. Il servizio. La giornata in ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo avrà gli studenti come protagonisti di un percorso dedicato alla memoria. Per loro infatti il fenomeno mafioso non è ancora estinto, anzi resta più forte dello Stato. È il risultato emerso dal questionario sul tema rivolto ogni anno agli studenti delle scuole di secondo grado di tutta Italia che partecipano al progetto educativo antimafia arrivato alla 18ª edizione. È un percorso che si conclude come ogni anno in occasione dell'anniversario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Il centro studi Pio La Torre anche quest'anno lo celebrerà dalle 9:30 alle 12 nell'aula magna Margherita De Simone del Dipartimento di Architettura all'Università di Palermo. Alla manifestazione parteciperanno anche Franco La Torre e Tiziana Di Salvo, i figli di Pio e Rosario, insieme alle rappresentanze istituzionali e politiche e agli studenti universitari delle scuole che partecipano al progetto educativo antimafia. Quest'anno hanno partecipato circa 3.000 studenti per ognuna delle 5 videoconferenze organizzate. La giornata di memoria avrà il contributo degli studenti che hanno partecipato anche a un altro dei momenti che caratterizzano la celebrazione dell'anniversario, quello della pulitura della lapide che ricorda l'agguato del 1982. I ragazzi della direzione didattica Ragusa Moleti, per esempio, porteranno un canto di legalità e libertà e un dialogo immaginario tra Pio La Torre e un mafioso, mentre quelli della direzione didattica Ettore Arculeo reciteranno la poesia dedicata a Pio La Torre. Sarà presente Irene Ferrara, rappresentante universitaria Unipa, ma anche gli studenti dell'ITI Vittorio Emanuele con una proiezione di foto del murale dedicato a Pio La Torre che dal pomeriggio di oggi campeggia su una delle facciate dell'istituto. È un progetto voluto dalla stessa scuola, diretta dal professore Carmelo Ciringione, che ha ospitato da studente Pio La Torre e dal comitato a Pio La Torre dall'ITI Vittorio Emanuele III, presieduto da Franco La Torre. Altri 106 funzionari assunti dalla Regione siciliana con lo scorrimento delle graduatorie. Arturo Cantella. Sono 106 nuovi funzionari assunti dalla Regione siciliana con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2022 per il ricambio generazionale. Nella sede dell'assessorato della funzione pubblica a Palermo il Presidente della Regione ha dato il benvenuto ai nuovi dipendenti che entreranno in servizio il prossimo 3 giugno una volta completate le procedure di registrazione dei contratti di lavoro. Il Governatore ha inoltre ringraziato il personale del Dipartimento della funzione pubblica per aver accelerato i tempi burocratici necessari, presenti anche l'assessore e il dirigente generale del Dipartimento. Lo scorrimento delle graduatorie approvate tra agosto e ottobre del 2022 per 216 posti si è reso necessario per colmare i diversi ruoli dell'amministrazione regionale. Gli idonei che avevano inviato nei termini la documentazione necessaria per l'assunzione e che erano stati convocati per firmare i contratti erano 146. A firmare il contratto sono stati 7 avvocati, 11 posti disponibili, 13 agronomi su 17 posti disponibili, 39 funzionari amministrativi su 107, 8 informatici su 25 e 39 ingegneri su 56. Sono stati assunti anche 7 lavoratori delle cosiddette categorie protette, in 40 invece non si sono presentati alla convocazione o hanno rinunciato al momento della firma. Un nuovo scorrimento delle graduatorie sarà effettuato dopo l'approvazione del conto consuntivo della Regione
per il completamento delle restanti 110 missioni in servizio. Presentati i candidati del Movimento 5 Stelle alle europee per Sicilia e Sardegna. Capolista sarà Giuseppe Antoci, insieme a lui Patrizio Cinque, Antonella Di Prima, Virginia Farrugia, Antonino Randazzo e Matilde Montaudo. Per la Sardegna sono candidati Cinzia Pilo e Matteo Porcu. Il Movimento 5 Stelle cerca con i suoi candidati di alzare quell'asticella di moralità, competenza e soprattutto di presenza, perché i nostri candidati, se eletti, andranno in Europa, a differenza di altre liste che stanno mettendo candidati Meloni, Schlein ed altri capolista che anche se eletti non andranno in Europa. Alziamo quell'asticella di moralità grazie alla presenza di Giuseppe Antoci, che ringrazio per aver accettato la candidatura del Movimento 5 Stelle, ma all'interno della lista del Movimento 5 Stelle ci sono candidature con esperienza amministrativa, esperienza nei territori, perché ci sono anche consiglieri comunali, ed esperienze nella vita e nella società civile. Con questa lista il Movimento 5 Stelle vuole dare un segnale dalla Sicilia a Fratelli d'Italia e alla Meloni, e i siciliani cerchiamo di convincerli per andare al voto, perché in questo momento l'astensionismo rischia di essere il principale protagonista. Scuola e lavoro, studenti del Nisseno in laboratorio a fare i controlli sui materiali da costruzione con gli specialisti dell'azienda Alcanta. Il servizio. Una giornata di lavoro vero in azienda per gli studenti dell'Istituto Carafa di Mazzarino e Riesi in provincia di Caltanissetta. Ad ospitare i ragazzi Geoservice, storico laboratorio aderente ad Alcanta, con basi a Palermo, Messina ed Agrigento. Il progetto è sostenuto da Strutture Sicure, associazione di tutela sociale del diritto alla sicurezza strutturale, infrastrutturale e geologica. Gli studenti hanno partecipato alla formazione teorica in azienda e successivamente hanno eseguito le prove in laboratorio insieme agli specialisti di Alcanta. Gli alunni dell'Istituto Carafa hanno svolto diverse prove, tra cui quella di compressione su calcestruzzo. Accogliamo sempre con grande senso di responsabilità le scuole, afferma Andrea Messina di Alcanta, il quale si dice soddisfatto dell'iniziativa con gli studenti di Mazzarino. Sono iniziative, conclude Andrea Messina, che avvicinano all'economia reale e che fanno comprendere quanto sia importante la presenza delle aziende sul territorio. Nel caso specifico, gli alunni hanno la possibilità di imparare le tecniche e la necessità di controlli strutturali, infrastrutturali e geologici di qualità. Per l'ingegnere Calogero Genco, docente di laboratorio di costruzione e topografia dell'Istituto Carafa, sono questi i momenti in cui si concretizza la didattica per competenze ed è grazie ad aziende come Alcanta che si possono portare avanti progetti validi. I nostri studenti di terza e quarta del corso CAT per geometri, aggiunge l'ingegnere Genco, hanno potuto acquisire competenze sulle procedure sperimentali di verifica in laboratorio dei materiali da costruzione ed hanno avuto la possibilità di eseguire dei semplici controlli sul calcestruzzo. Piuttosto che ridurre il numero delle postazioni, gli autovelox vengono regolarmente collocati sulle strade. Tra le province di Agrigento e Caltanissetta ne sono spuntati altre due. Gli autovelox praticamente si trovano sulla Palermo-Agrigento nei pressi del distributore di carburanti Fazzenda in territorio di Campofranco in direzione di Agrigento e l'altro in direzione Palermo alla stazione di Sutera. La velocità consentita 70 km/h. È chiaro che anche questi altri strumenti di controllo servono a rimpinguare le casse comunali. Veniamo alla cronaca. Era in attesa del trasferimento a Palermo, la sua città, il giovane carabiniere morto sull'autostrada A20 nei pressi di Brolo, in provincia di Messina, nello scontro con un tir.
Ancora sangue sull'autostrada A20 Messina-Palermo. A perdere la vita nell'ennesimo incidente stradale è stato un carabiniere di 23 anni originario di Palermo. Il giovane militare è morto nello scontro tra un'auto e un tir in un sinistro verificatosi poco dopo lo svincolo di Brolo. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il 23enne viaggiava da solo sulla propria autovettura in direzione di Marcia Palermo. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato con un autoarticolato che lo precedeva all'interno della galleria Cipolla, poche centinaia di metri dopo lo svincolo autostradale della città del Castello. Per il giovane militare l'impatto è stato fatale, mentre è rimasto illeso il conducente del camion, che però è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per ore per permettere di eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l'arteria. Il traffico è stato deviato sulla strada statale 113. Appena pochi giorni fa, sempre sull'autostrada A20 Messina-Palermo e sempre nella stessa carreggiata, a poche decine di chilometri tra gli svincoli di Rocca di Caprileone e Sant'Agata Militello, si era verificato un altro incidente mortale. In quell'occasione a perdere la vita era stato un camionista palermitano in un incidente autonomo che, mentre si stava recando verso il capoluogo siciliano, aveva perso il controllo del tir carico di piante. Le università italiane per Agrigento, capitale della cultura 2025, l'evento a Casa San Filippo nella Valle dei Templi. Io le chiedo un po' l'importanza di questo workshop internazionale. Al centro del confronto c'è Agrigento 2025. Assolutamente sì, verranno trattati temi molto importanti, soprattutto di networking, cioè in realtà stiamo cercando attraverso la considerazione di Agrigento non polo decentrato ma polo costitutivo della Sicilia, dell'Università della Sicilia occidentale, così come amiamo definirla, e tenta di porre ad Agrigento la focalizzazione nei rapporti soprattutto con i paesi del Nord Africa attraverso anche manifestazioni culturali che riguardano i dottorati di ricerca. Il dottorato che è considerata una forma che deve essere considerata la più importante forma di tipo accademico, è il titolo di studio più importante dopo la laurea, in un'ottica internazionale fa sì che Agrigento possa godere di questo particolare processo nell'imminenza del 2025, che rappresenta per Agrigento ma per tutta la Sicilia un momento veramente storico, un momento fondamentale. Quale sarà il vostro contributo per Agrigento 2025? Il nostro contributo è quello di potenziare l'offerta culturale. Ci stiamo lavorando già da 2 anni, ci sono già dei segnali di ripresa e speriamo che con la collaborazione del Consorzio, e come sapete col Polo Universitario collabora, speriamo di poter portare un'offerta formativa valida. Cioè, questo ha un significato importante perché i ragazzi dell'Agrigentino non devono scappare da Agrigento, ma devono immaginare di poter fare un percorso universitario di eccellenza, perché Agrigento in realtà permette di fare dei corsi assolutamente unici che possono dare loro soddisfazione non soltanto per poter raggiungere un buon titolo di studio, ma per trovare poi una forma di lavoro assolutamente soddisfacente. Come nasce questo workshop ad Agrigento? Questo workshop è frutto di un grande lavoro che parte dalla istituzione del dottorato nazionale in patrimoni archeologici, artistici, architettonici e paesaggistici, di cui la nostra università fa parte. Quindi per la prima volta Agrigento ha un dottorato di ricerca, e questo dottorato di ricerca nazionale, a cui afferiscono anche altre 14 università italiane, compreso anche il CNR, sono tutte qua ad Agrigento per lavorare su temi che riguardano la città, la nostra archeologia e soprattutto per restituire valore, bellezza e qualità al nostro territorio. È un dottorato che nasce proprio per valorizzare i siti archeologici, paesaggistici, e l'Università di Agrigento oggi è protagonista perché le università italiane sono tutte qui a lavorare su progetti che riguardano Agrigento capitale della cultura.
Già ieri abbiamo visto come diciamo, tutti sono molto interessati alle straordinarie ricchezze di questa nostra terra, e devo dire che è un passo avanti che l'Università sta compiendo, grazie anche alla grande attenzione che ha l'Università di Palermo rispetto al polo di Agrigento, e noi stiamo lavorando tantissimo per la città. Mi piacerebbe che questo fosse anche sottolineato, e tanto anche per fare dei progetti innovativi per questa città che sono sotto l'evidenza diciamo, italiana, nazionale, concorrendo anche con il nostro contributo diciamo, a sviluppare dei progetti per Agrigento Capitale della Cultura che vedranno la luce l'anno prossimo. Sindaco, al centro di questo confronto, questo workshop, c'è Agrigento 2025. Sì, oggi è una giornata fondamentale anche per la nostra Agrigento. Questo dottorato di ricerca, questi professori, questi docenti universitari di architettura sono qui oggi proprio per un comune denominatore, quello proprio di contribuire per la crescita architettonica e non della nostra città. Agrigento Capitale 2025 è una meta appetibile, siamo al centro proprio dell'attenzione di tutta Italia e anche oltre confine. Penso che questo sia uno degli eventi fondamentali affinché quella crescita che noi speriamo per la nostra città si possa avverare. Le ultime novità su Agrigento Capitale della Cultura e la Fondazione. Sì, la Fondazione finalmente ha la sua personalità giuridica, però nonostante ciò noi abbiamo sempre lavorato, come ho sempre detto, in silenzio, già siamo pronti principalmente per coinvolgere l'intera città. Questo è il mio pallino. Io mi sto occupando naturalmente in regione e anche nei ministeri per quanto riguarda l'accoglienza della città, parlo di servizi, parlo di decoro, parlo di pulizia, di verde pubblico. Per il resto naturalmente per quanto riguarda la cultura la Fondazione già è ben dentro l'argomento, si sta muovendo bene, ci sarà un ottimo di alto spessore comitato scientifico, quindi poi verranno presentati alla città, quindi penso che le condizioni sono buone per proseguire. Il casolare in cui venne ucciso Peppino Impastato a Cinisi fa parte ora del patrimonio della regione siciliana. Il 9 maggio la regione concederà in uso, in comodato gratuito, naturalmente all'associazione Peppino Impastato l'utilizzo di questo casolare che è stato ristrutturato con fondi della stessa regione. Sono contento di dare questa ottima e lieta notizia che è in sintonia con l'impegno della regione, dell'amministrazione regionale, non solo nel contrasto a ogni forma di criminalità, ma anche nel ricordo di chi ha perso la vita in questa azione quotidiana che ha svolto contro la mafia. Siamo qui per onorare, ricordare questa figura e per dare un messaggio alla mafia senza se e senza ma. Questo governo la contrasterà in tutte le forme possibili, guardando bene all'interno della stessa macchina burocratica, contrastando ogni forma di corruzione, di peculato ed altro, perché la mafia è sempre vicina al potere, non è né di destra né di sinistra, è un fenomeno radicato che occorre sradicare con grande forza e determinazione. La presenza di tanti giovani sono la testimonianza di come ormai il contrasto alla mafia, la lotta alla mafia sia diventato un fatto sociale e culturale. Io giro tante scuole e ho assistito a tante presenze e tanti interventi di bambini educati da grandi docenti nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, che inculcano ai nostri giovani lo stesso culto della legalità. E questo dà il segno di una svolta epocale della nostra regione. Si parte già dall'educazione. Siamo oggi molto contenti proprio perché restituiamo questo casolare alla collettività, ma è un momento importante perché rappresenta un luogo simbolo della lotta alla mafia. Momento importante, un percorso sicuramente difficile che parte sostanzialmente dal 2014, quando è stato vincolato il casolare e quindi dichiarato di interesse storico-culturale importante. A cavallo tra il 2019 e il 2020 c'è stato l'esproprio, nel 2023 cominciamo i lavori e oggi finalmente c'è la fine lavori. Contenti perché non solo restituiamo questo luogo alla collettività, ma diventerà sicuramente un percorso importante e di memoria.
Dopo 20 anni di battaglie, denunce, in pratica manifestazioni, il proprietario che non voleva mollare, finalmente siamo riusciti ad ottenere questo risultato, che è una vittoria per tutti, per la società civile, per le istituzioni, ma soprattutto per noi come Casa Memoria, per i compagni di Peppino, perché finalmente il casolare verrà restituito alla società civile. E la cosa che è importante è che il governatore ha annunciato che verrà affidato a noi, verrà affidato a Casa Memoria, all'associazione Impastato, diciamo a quelle associazioni che fanno riferimento alla nostra storia. L'uso dei cellulari da parte dei detenuti, l'allarme del procuratore Nicola Gratteri. O il Ministero della Giustizia smentisce Nicola Gratteri o il Ministero prenda dei provvedimenti. Non ha usato mezzi termini il responsabile giustizia di Azione Enrico Costa nel commentare l'intervista rilasciata dal procuratore di Napoli in cui ha così tuonato. Cominciamo col dire che mediamente in ognuna delle nostre strutture carcerarie ci sono 100 telefonini attivi in questo momento. E ancora, detenuti di mafia organizzano chiamate collettive anche da carcere a carcere. Immediata dunque la reazione del deputato e membro della Commissione Giustizia. 100 cellulari per ciascuno dei 190 istituti significa quasi 20.000 cellulari attivi nelle carceri. E come stanno, appunto, in realtà le cose? Il dubbio, nostra fonte, lo ha chiesto a Gennaro De Fazio, segretario generale della UILPA, Polizia Penitenziaria, che così ammette. Nessuno conosce il numero esatto dei telefonini presenti al momento all'interno degli istituti di pena, però la percezione è che siano tantissimi. Per De Fazio, infatti, la responsabilità sarebbe da addebitare al sistema che consente proprio l'introduzione e la detenzione di questi telefoni insieme a droga ed armi. La falla è pertanto alla inadeguatezza degli equipaggiamenti e nell'insufficienza degli organici, visto che mancano 18.000 agenti penitenziari. I controlli non sempre vengono effettuati così come dovrebbero essere effettuati su tutto il personale. La stessa polizia penitenziaria dovrebbe essere controllata al suo ingresso in carcere. Chiaramente questo però non è possibile, si fanno controlli a campione, maggiore attenzione è riservata agli estranei. Ma come entrano i telefonini? Questo le cronache ce lo insegnano chiaramente. L'operazione Alcatrax ne è un esempio. Il carcere Cerulli di Trapani è stato considerato un vero e proprio colabrodo. Gli apparecchi entrerebbero tramite droni o lanciandoli direttamente oltre il muro di cinta o ancora dalla porta principale, nascosti persino nelle parti intime. Delle volte purtroppo ci sono anche agenti infedeli, ma in altre circostanze si sono resi responsabili persino i volontari, i medici, gli appartenenti a tutte le professionalità che lavorano negli istituti carcerari. Ed in effetti la gran parte delle nostre carceri è costituita da istituti abbastanza vetusti, per i quali la schermatura tecnicamente è molto difficile da far funzionare, in particolare per contrastare l'introduzione di telefoni cellulari all'interno degli istituti penitenziari. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto negli ultimi anni ad acquistare e distribuire diversi strumenti tecnologici che sono attualmente in uso. In primo luogo metal detector, sono inoltre in uso apparecchiature a raggi X per il controllo dei pacchi destinati alla popolazione detenuta, nonché rilevatori radio di telefoni cellulari. Ma davvero ci sono 20.000 telefonini attivi nelle mani dei detenuti in questo momento? E quanto questo potrebbe essere pericoloso? Gli ultimi dati ufficiali del Ministero della Giustizia risalgono oramai a 4 anni fa. Nei primi 9 mesi del 2020 sono stati 1761 gli apparecchi rinvenuti nelle carceri italiane. Per ora nessuna comunicazione ufficiale è giunta dal Dicastero, quindi la domanda, o meglio l'esortazione, a fare chiarezza e o prendere provvedimenti dell'onorevole Costa rimane un tantino sospesa. Tuttavia fonti del DAP fanno sapere che sono stati 3.606 cellulari sequestrati nel solo 2023, in pratica il 18% del totale ipotizzato dallo stesso Gratteri, pur volendo supporre che quelli sequestrati non equivalgono a quelli effettivamente in uso ai reclusi. Ci si chiede:
Come si fa ad arrivare veramente alla cifra di 20.000? E se così fosse, come si fa a dare un freno alla criminalità organizzata, alla mafia che ancora scorre impunita? Le organizzazioni dunque continuano ad organizzarsi, a relazionarsi, a gettare ponti per il futuro. A Favara si è riunito il Consiglio Comunale, lo ha seguito Giuseppe Moscato. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, tramite il segretario generale, dispone l'utilizzo di 2 dipendenti presso l'ufficio finanziario per 2 volte la settimana, ma si scatena la protesta sindacale, con il Consiglio Comunale che vota anche una mozione per sospendere detta disposizione. Proprio ieri sera all'Assise cittadina, convocata dalla Presidente per trattare importanti argomenti in materia finanziaria, tra i quali il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019, ha messo da parte l'ordine del giorno e ha discusso ed approvato la mozione consiliare presentata da 8 consiglieri comunali, primo firmatario Giuseppe Lendini, finalizzata a sospendere la disposizione di servizio firmata qualche ora prima, che impone a 2 dipendenti comunali, il primo responsabile dello staff della Presidenza del Consiglio Comunale, il secondo responsabile dei servizi informatici, a prestare servizio presso l'area finanziaria. Sulla disposizione di utilizzo in altro ufficio, seppur per 2 volte la settimana, è intervenuto anche il sindacato CISL con il segretario generale Salvatore Parello, in quanto entrambi i dipendenti comunali sono RSU e uno di questi è anche delegato aziendale. La CISL ha chiesto al sindaco e alla segretaria comunale la sospensione in autotutela della disposizione. I 2 sindacalisti sono impegnati nell'avvertenza finalizzata alla stabilizzazione del personale e in diversi incontri, afferma la CISL, con l'amministrazione comunale c'è stata una marcata contrapposizione. A parere del segretario generale CISL, la condotta dell'amministrazione comunale è lesiva della libertà sindacale dei lavoratori e che la disposizione è da ritenersi discriminatoria e quindi da revocare con urgenza. Tesi sposata anche dagli 8 consiglieri comunali firmatari della mozione, che è stata votata da 16 dei 19 consiglieri comunali presenti in aula. La mozione evidenzia che i 2 dipendenti comunali non hanno le competenze tecnico-contabili per essere assegnati all'area finanziaria, hanno un contratto part-time e sono assegnati ad altri servizi. La Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mniemi, ha parlato di mancanza di rispetto istituzionale da parte del sindaco, in quanto, come dicevamo, proprio uno dei 2 dipendenti interessati alla disposizione è responsabile dello staff presidenziale ed il sindaco Palumbo, afferma Mniemi, non ha avuto l'accortezza di interessare preliminarmente la stessa Presidente. I consiglieri affermano che sarebbe stato più opportuno effettuare un interpello tra i dipendenti chiedendo a tutti se c'era l'interesse ad essere applicati in quel servizio, per cui hanno votato la mozione che vuole impegnare l'amministrazione comunale a sospendere immediatamente la disposizione di servizio. Accesa la discussione in aula tra il sindaco e i consiglieri comunali che, come abbiamo detto, hanno votato la mozione, ma subito dopo hanno abbandonato l'aula facendo cadere il numero legale, seduta di Consiglio Comunale che sarà quindi riproposta questa sera. Veniamo al 1° maggio, 1° maggio a Portella della Ginestra nel Palermitano per commemorare le vittime della banda di Salvatore Giuliano. Vediamo. Il 1° maggio del 1947 circa 2000 lavoratori e contadini di Piana degli Albanesi si erano riuniti nella piana di Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori, festeggiare la vittoria del Fronte Popolare, l'alleanza Partito Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano, che alle regionali del 20 aprile aveva vinto le elezioni, ma anche manifestare contro il latifondismo
e a favore dell'occupazione delle terre. Si tornava finalmente a festeggiare la festa dei lavoratori nella sua data originaria, spostata durante il regime fascista al 21 aprile, il Natale di Roma. Dopo pochi minuti però dall'inizio del discorso di Giacomo Schirò, segretario della sezione socialista, la banda di Salvatore Giuliano cominciò a sparare sui manifestanti. Inizialmente gli spari furono scambiati per i tradizionali mortaretti della festa. E intanto però morirono 11 persone, 27 restarono gravemente ferite. Fu subito indetto uno sciopero generale della CGIL dove i latifondisti furono accusati della strage. Ettore Messana, ispettore capo di polizia in Sicilia, derubricò invece il fatto, un episodio di carattere locale. Il 2 maggio del 47 Mario Scelba, ministro dell'interno della DC, intervenne all'Assemblea Costituente e indicò Salvatore Giuliano e la sua banda come unici responsabili di quella strage. Nel 48 Salvatore Giuliano scrisse una lettera al giornale L'Unità in cui affermava lo scopo politico della strage, alludeva ai rapporti intrattenuti con noti esponenti politici, tra i quali figurava Scelba. Molti esponenti della sua banda furono catturati. Il 5 luglio del 1950 Giuliano venne ritrovato morto in circostanze poco chiare. Il 1 maggio la festa dei lavoratori, così dichiara il segretario generale della CGIL Palermo Mario Ridulfo, non è il punto di arrivo di un percorso, ma rappresenta la continuità di una mobilitazione per il lavoro che non si è mai fermata e che adesso ha bisogno di continuare ancora per la pace, perché forse qualcuno potrà illudersi di vincere una guerra, ma tutti perdiamo la pace. In un mondo senza pace non esiste la giustizia sociale, senza la pace e senza la giustizia il lavoro è solo sfruttamento. Bisogna ripartire dal basso, cioè da noi stessi, dai lavoratori, dice ancora Ridulfo. Quando le lavoratrici e i lavoratori non hanno risposte alle loro legittime rivendicazioni, la via maestra a cui fare riferimento è la Costituzione. C'era folla da mattina, lo sapeva Giuliano, ma la folla non lo sapeva. E ballava nidduchiano, cu cantava, cu suonava, cu accurdava li canzoni, e li tavoli cunzati di simenzi e di turroni, piccirid addormentati ni lupetto di le madri. Ignazio Buttitta, il grande poeta dialettale siciliano, raccontò così anni fa, in questa poesia, nella raccolta Lutreno di Lusuli, quanto avvenne in quel 1947 in Portella della Ginestra. Per quei contadini, per quei lavoratori era una festa diventata poi tragedia, disperazione, sangue. A terra, dopo il fuoco di Giuliano, restarono loro, i morti, i feriti, chi ebbe il coraggio di soccorrerli e chi ancora adesso si dispera. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Torniamo tra poco con altri servizi e notizie. A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, presentato il progetto ASPAS per un'agricoltura sostenibile. Ha seguito l'evento per noi Massimo Maccaluso. Dottore Aragona, siamo oggi qui a Mussomeli per parlare del progetto ASPAS e quindi di questa innovazione. Di cosa si tratta? Sì, è un ulteriore appuntamento del progetto ASPAS di cui io mi onoro di essere capofila. È un progetto finanziato dalla Regione Sicilia con la misura 16.1 con fondi comunitari, verte sull'innovazione in agricoltura ma nello stesso tempo sulla diversificazione che le aziende agricole possono fare. Nel nostro progetto, dove ci sono partner dell'Università di Catania, il CREA in Bagheria, assieme a quello di Montanaso e alcuni partner privati, abbiamo provato, riuscendo, devo dire, oggi lo possiamo dire con ottimi risultati, alla coltivazione dell'asparago domestico in 2 campi sperimentali, uno nella fascia costiera, quindi con terreni sabbiosi, con una salinità dell'acqua molto alta, e un altro invece in collina con una natura
di terreni diversi. Devo dire che in entrambi i casi abbiamo avuto e stiamo avendo degli ottimi risultati che consentono la possibilità agli imprenditori di diversificare in agricoltura, anche perché con i cambiamenti climatici, ahimè, i cambiamenti climatici impongono delle scelte culturali diverse. Quindi questo potrebbe essere un'occasione per i nostri imprenditori agricoli di diversificare con un prodotto che è naturale, con un prodotto a bassissimo o quasi niente impatto ambientale perché non si usano fitofarmaci, e con un prodotto che devo dire è veramente molto molto buono. Dottor Accardi, la siccità è un grosso problema per l'agricoltura? Assolutamente sì, e mai come quest'anno diciamo che la situazione è abbastanza critica e drammatica nelle nostre campagne, ma non solo nelle nostre campagne, si cominciano già a vedere difficoltà anche dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico ai fini civili. Diciamo che quest'anno purtroppo è il culmine di alcuni di un 4-5 anni in cui piove sempre meno e sempre in maniera negativa, con quantitativi elevati in brevissimi periodi di tempo. Vediamo un attimino con il proseguo della stagione che cosa succederà. È chiaro che se la situazione dovesse continuare in questa direzione siamo messi veramente male. Speriamo che come l'anno scorso il mese di maggio venga piuttosto piovoso, anche se poi questo può causare ripercussioni negative sull'andamento di alcune fitopatie come la peronospora dei vigneti, delle muffe e quant'altro. Comunque, vediamo, stiamo registrando parecchie difficoltà nelle aziende nella realizzazione dei progetti che sono stati finanziati in questi anni, con continue richieste di proroghe, quindi difficoltà a chiudere la realizzazione dei progetti. In questo quadro si va a innescare anche quello che è l'odierno tema, cioè ad esempio i progetti di cooperazione, come la misura 16 che finanzia appunto dei progetti di cooperazione, che mette assieme tutta una serie di attori, dalle aziende agricole, dai singoli imprenditori, agli enti di ricerca, a istituzioni varie come università, CNR e quant'altro, per dei progetti pilota innovativi per l'agricoltura, come può essere l'introduzione e la coltivazione dell'asparago nei nostri ambienti. Infatti oggi si parlerà quindi di innovazione in questo convegno. Sì, esattamente, come tutta la misura 16 che è imperniata sull'innovazione e sui procedimenti di coltivazione innovativi per quanto riguarda il settore agricolo. Dottore, è difficile creare nuove varietà di asparago? Sì, diciamo che già creare delle varietà di asparago è difficile perché è una pianta un po' particolare. L'asparago ha piante maschili e femminili, quindi bisogna utilizzare delle tecniche particolari per creare nuovi ibridi, e in particolare per delle zone che sono abbastanza nuove come la Sicilia, per la coltivazione dell'asparago, perché l'asparago, come altre specie, basti pensare a tante frutticole, si deve trovare un giusto adattamento con l'ambiente di coltivazione, e quindi bisogna ricorrere, ed è quello che stiamo provando a fare, allargare la base genetica dell'asparago, incrociando anche con delle specie selvatiche per avere caratteristiche innovative. E lei pensa che qui possa attecchire questa nuova specie? Certo, noi pensiamo che queste nuove varietà di asparago, che portano tra l'altro dei caratteri del cosiddetto asparago selvatico nostro, che è l'Asparagus acutifolius, possa consentire un migliore adattamento dell'asparago gentile o officinalis, che portando delle caratteristiche di rusticità, appunto di adattamento all'ambiente di coltivazione siciliano, e anche quello che è molto importante, avere più precocità nelle produzioni.
Ci rendiamo conto quanto sia importante l'interazione tra i diversi territori. Oggi è una giornata particolarmente importante per discutere non soltanto della coltivazione dell'asparago, ma soprattutto di un argomento che a noi tecnici sta molto a cuore, cioè la sostenibilità del territorio, di un'agricoltura sempre più in linea con quelli che sono gli obiettivi del nuovo Green Deal, di Agenda 2050, e quanto possa essere importante non soltanto la coltivazione di un prodotto che passa attraverso il territorio con una nuova economia e una nuova sinergia. Parlare di innovazione ci inorgoglisce perché la nostra figura professionale è punto cardine per una nuova visione tecnica, tecnologica, sempre più di settore, sempre più puntuale, riuscendo a fare sistema, mettendo insieme agricoltura, aziende agricole e professionalità. Il CREA presente in questo interessante convegno sull'innovazione dell'asparago, di cosa si tratta? Sì, il CREA DC di Palermo è qui oggi presente per relazionare sulla nostra attività che abbiamo svolto nell'ambito del progetto ASPAS, per presentare, appunto, descrivere le nostre attività e i principali risultati che abbiamo ottenuto per quanto riguarda l'innovazione varietale e culturale di asparago siciliano sostenibile e di successo. Le nostre prove si sono svolte presso una delle aziende partner del progetto ASPAS e hanno riguardato il confronto di ibridi sperimentali in 2 ambienti di coltivazione, tunnel e pienaria, e poi abbiamo provato anche 3 tipologie di pacciamatura, ossia il terreno non pacciamato, quello pacciamato con telo di plastica nero e quello con paglia. Ci siamo anche occupati di caratterizzazione biochimica dei turioni di asparago che abbiamo raccolto in questa azienda durante la prova e che stiamo, appunto, caratterizzando attraverso le analisi per determinare il contenuto in metaboliti secondari. Dottore, quali sono stati gli obiettivi economici del progetto ASPAS? Sotto l'aspetto agronomico il progetto ASPAS ha affrontato tutta una serie di problematiche tecniche con l'obiettivo ultimo di migliorare la competitività economica e la sostenibilità della cultura dell'asparago, cultura che è molto interessante da un punto di vista agronomico ed economico, ma presenta chiaramente delle criticità che si possono migliorare, appunto, al fine di rendere ancora più redditizia questa cultura molto interessante. Le criticità che sono state individuate e affrontate nell'ambito di questo progetto sono state sostanzialmente la capacità competitiva della cultura nei confronti delle infestanti, la ricerca degli ibridi più adatti alle condizioni di coltivazione che si riscontrano negli areali mediterranei e la questione della ottimizzazione delle risorse idriche, quindi una maggiore efficienza d'uso dell'acqua attraverso l'implementazione di tecniche innovative quali la pacciamatura, il sesto d'impianto e la subirrigazione. Nigro, la misura 16.1 abbraccia anche questo convegno, quindi, giusto? Certamente, oggi si celebra uno dei momenti che la misura ha consentito con la ricerca e l'innovazione. I dati che emergono saranno spiegati da docenti universitari e da quanti hanno lavorato in questa direzione. Ritengo la misura molto importante e conoscere ulteriormente quelli che sono gli elementi del risparmio idrico con la cultura in questione, nel caso in specie l'asparago, ci aiuta sicuramente a mettere in campo elementi che per il futuro potranno essere propositivi. L'ordine partecipa, in questo caso quello di Caltanissetta, ma ci sono anche altre presenze, compreso il presidente dell'ordine di Agrigento. È presente perché crede in questa iniziativa e a sostegno di tutti questi progetti assieme all'università, e non faremo mancare mai la nostra solidarietà e il nostro contributo. Parteciperemo sempre anche con attività e con approccio tecnico sulla questione, con i risultati che spero alla fine daranno ragione al processo di ricerca e innovazione che è stato messo in campo. Il vescovo di Acireale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana Antonio Raspanti, riassume la prima giornata della visita ad Limina dei vescovi siciliani in Vaticano. Oggi abbiamo finito la prima giornata della nostra visita ad Limina. È cominciata con la visita al Santo Padre,
l'attesa nelle stanze antistanti la biblioteca del Palazzo Apostolico nella quale egli ci ha ricevuto, e finalmente l'incontro con lui, quale con difficoltà ma con grande sacrificio si è mosso dentro la stanza, ci ha accolto uno ad uno, e poi questa bella lunga conversazione serena, ognuno di noi ci ha esposto tutto quello che aveva nel cuore, e lui altrettanto ha risposto persona per persona, ha osservato, ha incoraggiato, ha indirizzato, veramente un lungo e bellissimo colloquio. E pomeriggio avevamo il dicastero della comunicazione, altro incontro molto produttivo. Abbiamo il prefetto, avevamo tutti la guida del dicastero, dell'Osservatore Romano, della Libreria Editrice Vaticana, di Radio Vaticana, di tutto il gruppo che guida il mondo editoriale della Santa Sede. Altro incontro molto proficuo per cercare in uno scambio attento con il relatore che è stato Monsignor Lomanto, perché lui è il Vescovo Delegato delle Comunicazioni e della Cultura, sul valore che può avere essere presenti ed essere noi dentro il mondo della comunicazione, perché a sua volta la comunicazione in qualche modo struttura anche l'annuncio, l'evangelizzazione, dà una certa forma anche alla Chiesa stessa, all'essere Chiesa. E quindi osservazioni sui contenuti, sulle modalità, sui risvolti pedagogici, sull'esserci e sull'imparare, noi che non siamo nativi digitali, e l'imparare dai giovani, dai ragazzi che sono più pratici, per così dire, di noi. E infine una bellissima raccolta, celebrazione nella grande basilica di San Paolo fuori le mura. Ci siamo recati tutti insieme lì, abbiamo concelebrato e siamo andati alla tomba di San Paolo, invocando davvero da lui la divina sapienza e il coraggio dell'evangelizzazione. Questa è una bella giornata della quale noi vogliamo rendere grazie al Padre, ma anche alla Santa Sede, al Santo Padre. L'onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle è intervenuta alla Camera per spiegare il no alla autonomia differenziata. Vi do una grande notizia: noi non siamo contro l'autonomia, se correttamente intesa nell'assetto della Costituzione italiana, perché qua sembra che le forze di minoranza siano non autonomiste. No, ma partiamo dall'articolo 5, che fa l'affermazione di un principio che è di carattere immodificabile: l'Italia una è indivisibile. Al secondo comma dice: riconosce e promuove le autonomie locali, e su questo siamo perfettamente d'accordo, se intendiamo l'autonomia come attribuzione di potere di indirizzo politico, di scelta, di regolamentazione, di dotarsi di regole di organizzazione degli enti locali che sono più prossimi ai cittadini, nel riconoscimento delle peculiarità dei territori, della loro storia, tradizione e anche soprattutto della vocazione dei territori, perché nessun territorio sia sacrificato e trattato da colonia, usato, stuprato a vantaggio di altri, perché i cittadini di un territorio devono poter scegliere il proprio destino e non essere sacrificati per interessi di altri, come è avvenuto sino ad oggi dei cittadini del sud a vantaggio del nord, con una questione meridionale che non è stata mai risolta e che è questione nazionale, perché i cittadini del sud non hanno niente da piedire, ma rivendicano diritti che ad oggi sono stati negati. E nel rispetto di questi territori penso a Gela, mi viene da pensare a Gela, laddove una colonia della Magna Grecia, bellissima, è diventata sede di un petrolchimico che morba l'aria e che ora che non trova più convenienza ha lasciato il territorio senza fare le bonifiche dovute, dove i nostri concittadini, mio cugino Nenè a 46 anni è morto di tumore lasciando 2 bambine e mia cugina vedova che non aveva neanche uno stipendio e come campare, e tante altre parti della Sicilia devastate a vantaggio del nord industriale per dare loro quell'energia che ancora oggi succhiano devastando le nostre terre, perché quello è interesse strategico nazionale. Ma le energie ora
saranno trasferite le competenze sulle energie e penso alla mia Porto Empedocle, l'interesse strategico nazionale di fare un pericolosissimo rigasificatore onshore nella buffer zone della Valle dei Templi sotto la casa natale e il monumento funerario di Luigi Pirandello, uno dei 6 premi Nobel italiani. Badate bene, 3 di questi sono delle isole, Grazia Deledda e Sarda, e 2 siciliani, Quasimodo e Pirandello, della mia Agrigento, una delle zone più povere, ma forse più ricche di intelletto, perché questo modo di sentire forti uomini che hanno pensieri deboli noi non lo accettiamo. Noi non siamo contro l'autonomia, ma siamo contro un progetto di autonomia differenziata che sostituisce al centralismo statale un centralismo regionale discriminatorio, egoistico, non solidale, che frantumerà l'Italia. Una secessione mascherata con la scusa di attuare l'articolo 116 terzo comma della Costituzione, mentre in realtà quello che si attuerà è il trasferimento di 23 materie e 500 funzioni alle regioni che se lo potranno permettere, che utilizzeranno le proprie risorse a questo fine, e quelli che non possono, bene, ci sarebbero tante cose da dire. E sicuramente quello che c'è da dire è che questo progetto è il segno della disperazione del Nord che non trova altro rimedio che frantumare l'Italia, rivendicare la Lombardia. La Lombardia è al 40° posto fra le regioni, è scesa di 40 posti rispetto alle altre regioni trainanti d'Europa, e solo l'unità potrà salvarci, non certo spezzare l'Italia e renderla una selva di staterelli in cui vengono negati i diritti alle regioni più povere. Quello che ha fatto grande l'Italia, che ha consentito la ricostruzione dopo una guerra disastrosa, è stata l'unità non giuridica, ma il sentimento di unità che partì dai giovani del Risorgimento. E io stasera voglio ricordare Goffredo Mameli, che a 21 anni fece l'inno d'Italia, quell'inno che dice: stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, e noi per quest'Italia, in memoria di questi giovani, lotteremo fino alla fine. E i Fratelli d'Italia si guardi allo specchio prima di continuare a questa denominazione. Grazie. E Forza Italia tolga Italia dal suo nome, perché sarebbe più coerente. Grazie onorevole. Per la pagina sportiva Carmelo Lentini ci parla del campionato di promozione. Un gol dal sempreverde Salvatore Rappa. Ci stiamo occupando del campionato di promozione siciliano. Al 7° del primo tempo decide il match tra Parmonval e San Vito Lo Capo. La rete vincente è arrivata dopo una conclusione di Zerbo, respinta dal portiere Avignone e poi finalizzata da Rappa. Comunque questi sono i risultati dei play-off dei 4 gironi, che adesso devono spareggiare tra di loro per avere l'accesso al prossimo campionato di eccellenza. Nel girone A, come detto prima, la Parmonval ha superato il Città di San Vito Lo Capo per 1-0. A Mistretta è passata la Polisportiva Gioiese 1-0. Nicosia ha superato il Reale Aci per 3-0, mentre nel girone D il Città di Avola ha superato il Priolo per 2-0. Adesso Parmonval, Polisportiva Gioiosa, Polisportiva Nicosia e Città di Avola si contenderanno l'unico posto rimasto per andare in eccellenza. La Parmonval affronterà la Polisportiva Gioiosa domenica 5 maggio, mentre la Polisportiva Nicosia sfiderà il Città di Avola con sede e orario ancora da stabilire. Ricordiamo che la Parmonval potrebbe coronare il sogno del ritorno in eccellenza anche tramite la parte finale della Coppa Italia, dove è tuttora in corsa. Invece, scendendo di categoria in prima, allo Stadio Comunale di Montedoro si è giocato lo spareggio playoff di prima categoria girone F tra il Serra di Falco e l'Aragona. Ad aggiudicarsi la gara è stato il Serra di Falco ai tempi supplementari, dopo che la sfida era terminata sul risultato di 2-2. È stata una tecnica battaglia campale dinanzi a uno stadio tutto esaurito e che vedeva la compagine aragonese andare per prima in vantaggio nel primo tempo, grazie ad un gol di Lamentola.
Nei primi minuti del secondo tempo arriva il raddoppio aragonese e tutto lasciava presagire che si era imboccata la strada giusta, invece poi una doppietta del Nisseno-Genova consentiva al Serra di Falco di pareggiare i conti. Risultato che concludeva i minuti finali regolamentari che obbligava le squadre a giocare i supplementari. Ancora Genova riportava in vantaggio la compagine nissena che poi con Di Marco fissava il 4-2 finale. L'Aragone ripone i sogni nel cassetto, rimandando al prossimo anno la scalata al campionato di promozione, mentre il Serra di Falco giocherà la finalissima contro il Noto. Sarà una finale partita unica in campo neutro con i supplementari e in caso di pareggio al 90° ed eventuali rigori, se il risultato di parità persisterà anche dopo i 2 tempi da 15 minuti per decretare chi giocherà il campionato di promozione il prossimo anno. E a chiusura del nostro telegiornale vi proponiamo le dichiarazioni di Giuseppe Deni e Carmelo Callari sulla stagione dell'Acragas. Grazie per averci seguito e arrivederci. Buonasera a tutti gli utenti che ci ascoltano, perché visto e considerato che siamo all'ultima giornata del campionato di Serie D, ritengo che sia doveroso da parte di questa proprietà fare un po' un resoconto di questa stagione. Vorrei partire un po' da lontano, da quanto noi siamo venuti in Agregas. La prima stagione, insieme con il vicepresidente Callari, ci siamo sobbarcati di acquisire quell'Agregas che usciva da una situazione un po' travagliata. Quando noi entrammo, subito dichiarammo che quell'Agregas doveva essere un Agregas che avrebbe recitato un ruolo di primo piano nel campionato di eccellenza. Impegno che abbiamo rispettato, perché siamo arrivati secondi in campionato e abbiamo perso la partita alla finalissima dei playoff nazionali. Il secondo anno abbiamo dichiarato che anche questa volta avremmo fatto un campionato da protagonisti e abbiamo vinto il campionato portando l'Agregas in Serie D. È chiaro che le dinamiche della Serie D sono un po' diverse da quelle dell'eccellenza e ci eravamo impegnati quest'anno a fare un campionato per consolidare la categoria e anche per consolidare noi stessi che non eravamo preparati a un campionato, direi quasi semiprofessionistico. Cioè nella vita bisogna sempre imparare e noi quest'anno non abbiamo fatto, diciamo così, dichiarazioni di vincere il campionato, di arrivare tra le prime 3 squadre. Abbiamo detto che in maniera in sordina avremmo fatto un campionato dignitoso. Abbiamo allestito, riteniamo e ritengo, una compagine discreta, di buon valore per poter recitare quello che erano gli obiettivi della società per quest'anno. Oggi vorrei fare un appunto perché mi sembra doveroso, anche per il rispetto che si deve avere per il nome dell'Agregas, per una società gloriosa che ha calcato palcoscenici importanti nel mondo del calcio, dire che l'Agregas di quest'anno non era una compagine di eccellenza e nemmeno era una compagine che, diciamo così, di ragazzini che per la prima volta si cimentavano a disputare un campionato di Serie D, ma era un Agregas discretamente importante che doveva recitare un ruolo sì di consolidamento del titolo, ma un ruolo medio-alto, tra le prime 6, 7, 8 posizioni in classifica.
perché non mi si venga a dire che gente come Garufo, che ha fatto la Serie B e la Serie C e ha vinto 9 campionati, sia un elemento, diciamo così, chiamiamolo quasi impreparato a disputare un campionato di Serie D, come Sanseverino, che ha calcato palcoscenici di Serie A, lui ha giocato con il Palermo in Serie A, Litteri, che ha giocato in Serie B, Grillo, che ha giocato in Serie B, Puglisi, che ha fatto 100 partite in Serie D, Di Stefano Gianmarco, 5 campionati di Serie D, Richichi, 80 presenze in Serie D, Fregapani, 10 campionati in Serie D, Liga, 3 campionati di Serie D e mezzo campionato di Lega Pro, Marrale, 3 campionati di Serie D, Sinatra, 4 campionati di Serie D con 50 presenze, Sorrentino, che è annoverato tra i migliori portieri della Serie D, e Di Mauro, che è uno dei 2004 più importanti della Serie D. Per cui questa mi sembra una compagine da non svalutare, di tutto il rispetto, che doveva recitare un ruolo ben preciso. Vero è che questa società ha dato mandato all'area tecnica e l'obiettivo era quello di salvare la categoria, di consolidare la categoria, però abbiamo anche detto che l'Areas aveva e ha una dignità da difendere, per cui nessuno ha delega per poter dire che questa società e questa squadra era una squadra quasi ridicola nel panorama calcistico della Serie D. Questa era una squadra di grande dignità e che ognuno si accoglie le proprie responsabilità. Se nelle ultime partite questa squadra non ha avuto il nervo dritto per poter disputare questo finale di campionato, non è sicuramente colpa della società, non è sicuramente colpa dei dirigenti. Ognuno si accoglie la propria responsabilità senza fare proclami che non hanno senso e che non hanno una visione comparata a quella che è la realtà dei fatti. E mi fermo qua, non vorrei andare oltre. Noi, quando decidemmo di fare questo campionato di consolidamento, decidemmo anche di prendere un allenatore giovane con un mandato ben preciso, quello di salvare la categoria, di consolidare la categoria. E questo mandato, questo tecnico l'ha rispettato, ha salvato la categoria. Noi ci siamo consolidati nella logica di dirigenti semiprofessionistici, ma ogni cosa ha il suo tempo. Quest'anno era il tempo del consolidamento, l'anno prossimo dovrà essere il tempo di portare avanti in alto il nome dell'Areas per quello che l'Areas rappresenta nel panorama calcistico siciliano e non solo siciliano. Per cui ogni cosa è il suo tempo. Io ritengo che il tempo dei giovani, del consolidamento sia finito, come è finito tutto il resto, e ci dobbiamo avviare verso una logica e ci dobbiamo proiettare affinché l'Areas incominci a recitare da oggi, da stamattina, il ruolo che l'Areas deve avere. Ecco, per cui le mie parole sono chiare. Noi faremo delle scelte per ogni tempo. Questo è il tempo del riscatto, non è più il tempo del consolidamento, e le nostre scelte saranno basate su elementi di riscatto e di protagonismo. Oggi con me ci sono il vicepresidente Callare e il signor Sinatra Gioacchino, mio caro amico, che ha condiviso con me, diciamo, questo scoccio di campionato. I nostri progetti quali sono? I nostri progetti sono, perché io ho sempre detto nelle mie conferenze stampe che non esiste più il padre padrone,
perché nel momento in cui il padre padrone di una società si stanca di recitare questo ruolo, la società fallisce e bisogna iniziare sempre da capo. Il mio metro di valutazione e la mia veduta calcistica è quello di creare delle condizioni per poter dare stabilità alla stessa società, perché chiunque dei dirigenti si stanchi, la società possa continuare in maniera positiva a disputare i campionati che deve disputare. Per cui siamo alla ricerca, ne ho parlato con due dirigenti che mi sono stati vicini e che mi saranno vicini in futuro. Noi dobbiamo avere 20-25 soci, dove ognuno di noi deve portare, mi segui, o tra sponsorizzazioni o in maniera di apporto diretto, mi segui, un capitale tale da poter affrontare il campionato da protagonisti. Per cui questo sarà il nostro progetto futuro, vedere di coinvolgere più persone possibili che sono innamorati dell'Agregas, che vogliono vedere l'Agregas recitare il ruolo che gli spetta, e oltre al vicepresidente Callari e all'amico Sinatra e anche a un altro imprenditore importante di questa città che si chiama Andrea Russo, questi saranno i nostri ambasciatori per poter creare e portare a termine questi presupposti e questo progetto. Ecco, per cui sono stato molto chiaro, non mi voglio dilungare oltre e non voglio fare ulteriori polemiche. L'Agregas ha dignità e l'Agregas deve mantenere alta la sua dignità. Si può perdere, si può anche fare delle partite non proprio, diciamolo così, gradevoli, però la dignità non deve essere mai persa. E a questo punto dico che se noi rimarremo e ci rimarremo, l'anno prossimo sarà il tempo di vedere un Agregas importante e protagonista. Potremmo anche non vincere il campionato, però saremo nella parte alta della classifica. Ecco, questo messaggio era doveroso che la proprietà lo desse, perché i piagnistei a noi come uomini, a noi come società non sono mai piaciuti. Grazie. Una giornata è giusto e doveroso intervenire dopo le frasi giustificate di buon grado e con una coscienza a posto da parte del Presidente Deni per manifestare il mio stato d'animo. Siamo stati delle persone, i primi tifosi dell'Agregas, e in questo senso abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni e delle grandi delusioni. Oggi siamo qui perché effettivamente in questo ultimo scorcio di campionato siamo stati delusi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'impegno dei nostri calciatori. Noi abbiamo mantenuto sempre le promesse societarie, abbiamo mantenuto tutti i contratti, però è giusto che anche i nostri calciatori dessero quella forma di essere uomini anche dopo la salvezza raggiunta in anticipo. E anche noi abbiamo i nostri stati d'animo, per cui abbiamo dei momenti favorevoli come dei momenti di delusione, e come tali non credevamo che in queste due ultime partite non dessero il loro massimo impegno nei confronti e nel rispetto degli agrigentini, dei tifosi che ci vengono dietro anche fuori casa a sopportare le sconfitte. Poi si può anche perdere, però l'impegno in campo non deve mai mancare, perché questo è l'Agregas. Noi abbiamo portato avanti tutte le promesse con grandi sacrifici, stiamo cercando di allargare la base societaria, coloro che ci vengono incontro, proprio per portare l'Agregas ai livelli massimi della categoria. Speriamo, siamo ancora in attesa di avere contezza del nuovo bando del Comune di Agrigento, che permetta alla società di raggiungere ancora meglio gli obiettivi vincenti. Non posso che ringraziare in questa fase del campionato l'impegno profuso da tutti gli organi societari, in particolare dalla Presidente Lala,
dal nostro grande Peppe Deni, che ci ha supportato, ci siamo dati una mano d'aiuto dal punto di vista anche morale, perché quando sentiamo dei tifosi che si lamentano, anche noi ne subiamo negativamente queste impressioni. Noi non siamo mai entrati nel ruolo tecnico, abbiamo fatto solo ed esclusivamente la società, quindi la società se ha fatto bene noi accettiamo il plauso, se l'organo tecnico non ha fatto bene si prendano le loro responsabilità.